rapporto che esiste fra azienda e amministrazione comunale. Quindi anche gli ispettori tengano occhio anche a... Grazie consigliere. Prego assessore. Sì, ringrazio il consigliere Tonone, terremo presente il suo suggerimento. Chiudo soltanto per dire al capogruppo Teso che allora, io non volevo lanciare accuse. Lei lo sa meglio di me che i giornalisti nelle rassegne stampa riportano un po' quello che vogliono. La chiacchierata con quel giornalista là, vi ho spiegato come era composto il piano finanziario, vi ho spiegato anche che ci sono questi comandi che derivano da anni precedenti. Non ho fatto il nome di lei, ex assessore all'ecologia, né nemmeno del suo predecessore. Tutto del giornalista, per cui io non volevo né fare accuse né fare polemica, non mi da me fare polemica. Per quanto riguarda le foto, quelle sono foto che sono state pubblicate tutta la stagione estiva in momenti, ripeto, assolutamente durante il servizio dell'operatore, per cui spiace che venga strumentalizzato. Voi conoscete il sistema, conoscete il servizio, ma chi non conosce il servizio, queste foto paiono proprio delle strumentalizzazioni, come se questa amministrazione fosse amante del sudiciume. Non è questo. Noi con ASO davvero abbiamo concordato, abbiamo trovato dei sistemi per ridurre qualche servizio, per modificare qualche servizio, ma con l'obiettivo di raggiungere un costo tale, assolutamente condivisibile e sostenibile per le famiglie. Questo era il nostro obiettivo, per cui penso che sia un obiettivo insomma, degno di lode, quindi spero, io pochi cittadini che in qualche modo sono venuti a manifestare degli servizi o qualche problema con lo sport rifiuti, ho sempre detto segnalate perché sul territorio, ovviamente assessori sono 5, i dipendenti comunali non sono sempre sul territorio, quindi segnalate che assieme faremo un intervento mirato. Comunque abbiamo fatto una campagna, un tentativo di collaborazione, stiamo tentando proprio assieme di individuare i servizi, quelli che si possono modificare, e quindi ringraziamo anche ASL pubblicamente perché ci stanno dando una collaborazione tout court su tutti i servizi, e lo stesso anche i dipendenti che vedo insomma sono sempre presenti e sono molto ligi al loro dovere. Grazie. Prego consigliere. Assessore, buongiorno. Sì, buonasera. No, una domanda a una di questione una considerazione se mi permette. La prima considerazione è che Caorle è una città nota a livello turistico ed evidentemente vederla nell'ultimo anno più sporca rispetto alle volte passate non è che abbiamo avuto, nessuno ne ha avuto. Abbiamo sofferto, è evidente, come diceva il capogruppo Teso, che i tagli sono sanguinanti e fanno male, ma è così tangibile la cosa che molto spesso la cava bella e pulita ultimamente è cambiata in una cava più pulita come una volta. Quindi si denota questo taglio si percepisce visivamente, ma proprio palesamente. E questa è una considerazione veloce. La cosa che mi incuriosisce rispetto alla sua dichiarazione era un'altra, cioè lei ha detto nella risposta scritta che ci doveva nella prima interpellanza che lei era pronta a rispondere dettagliatamente alle questioni che noi le abbiamo posto, ma a un certo punto si è fermata perché secondo lei qualcuno le ha suggerito, chi era, le ha suggerito di non entrare nel dettaglio ma solo sulla questione di principio. Ora io facendo ricorso all'articolo 13 dello statuto, dal comma 1, il consigliere comunale svolge le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il consigliere ha libero accesso agli uffici del comune, delle aziende speciali, eccetera, eccetera. Può prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy. Allora, mi domando chi è stato a suggerire così sbagliato di non rispondere adeguatamente all'interpellanza fatta, perché se non è come ci lo dice, c'è un problema. Vuole sapere chi è stato
Grazie. Sì, consigliere Anselmo, lei ha detto giustamente, il consigliere ha libero accesso agli uffici del comune, alle aziende speciali, eccetera. Ha libero accesso, quindi vuol dire che voi potete in qualsiasi momento andare in comune e farvi dare i dati. I dati ci sono, i dati che avete chiesto sono già in tipologia, per cui non c'è nessun problema a discuterli. È vero anche che l'articolo successivo, l'articolo 15, dice che il Consiglio Comunale rappresenta la collettività e l'indirizzo politico, per cui sede di questo Consiglio Comunale deve discutere criteri e indirizzi politici. Ma lei non ha risposto. Chi è stato suggerire di non rispondere volontariamente? Questa è la domanda. Lo statuto comunale. Lo statuto comunale. Grazie. Grazie, proseguiamo con la prossima interpellanza. Prego, Assessore Commisso. Sì, grazie, buonasera. Do lettura di un'interpellanza a me rivolta del gruppo Noi per il bene della nostra città, riguardante la seguente questione. Il titolo rimane ancora in piazzale Colombo e non fatto sconte mare debido alla pubblicità delle unità immobiliari proprietà Marina Verde, che diamo minuto e tempi in modalità per quanto concerne la realizzazione dei progetti interrati, di fornire copie di un programma dettagliato tutti i consiglieri. Quello che scriviamo, se è volontà del comune, resistere in giudizio e chi è l'avvocato che seguirà l'ente comunale, visto che la società Marina Verde ha fatto causa al comune di Cavo. Io ho detto questo a beneficio del pubblico che non conosce il tema. Ho la risposta. In risposta alla vostra interpellanza consigliare in ordine ai cantieri di Marina Verde, si riferisce che per quanto concerne il manufatto Fonte Mare, si tratta di un prefabbricato mobile e provvisorio per ufficio di cantiere con al suo interno una mostra legata all'attività di cantiere e alla promozione dell'obiettivo del cantiere stesso. Nessun titolo edilizio è necessario in quanto il manufatto è posto all'interno e per la durata del cantiere stesso ed in forza degli articoli 10 e 20 del regolamento edilizio, in quanto trattasi di opera non soggetta a denuncia di inizio attività o permesso di costruzione. Per quanto concerne i tempi e le modalità di costruzione del parcheggio, si riferisce che con atto del vigente settore urbanistica di edilizia privata del 23 novembre 2013, numero 30214, è stata concessa una proroga a tutto il 3/3/2014 a causa della sospensione cantiere per i periodi estivi. Successivamente, con nota del 6 novembre 2013, la società Marina Verde ha comunicato di avvalersi del comma 3-bis del decreto legge numero 69 del 2013, il decreto del fare, quindi spostando il termine dei lavori ops legis di anni 3. In questo periodo la società dovrà completare le opere previste dal TUA. In ordine alla volontà del Comune di resistere in giudizio avanti al Tribunale Ordinario di Pordenone della causa promossa dalla Marina Verde, si informa che con un atto numero 66 del 3 aprile 2014 la Giunta Comunale si è costituita in giudizio demandando al dirigente competente di affidare l'incarico difensivo. Un atto del segretario generale del 7 maggio 2014 è stato conferito l'incarico allo studio legale dell'avvocato Nicola Salvador di Cavo. Prego, Capo Gesù. Sì, una prima precisazione tengo a farla, per considerato che evidentemente quando si fa un'interpellanza si sentono sempre tutti i giudizi. Tengo a precisare che questa interpellanza che è stata fatta dal gruppo è stata fatta comunque per capire determinate questioni naturalmente del pubblico, visto che c'è un accordo privato-pubblico tra le parti e non sicuramente un'interpellanza fatta solo ed esclusivamente nei confronti, addirittura è stato usato il termine tra virgolette ripicca, dell'amministratore che credo sia il signor Falconera. Ecco, questo ci tenevo a precisarlo perché nulla nei confronti del signor Falconera, perché a me di quello che fa il signor Falconera sinceramente non me ne frega niente. Io guardo l'aspetto giuridico, pubblico e privato. Bene, entrando in merito a questa alla risposta che mi ha dato l'assessore Commisso, le chiedo una cosa che sicuramente lei mi sa rispondere. Lei mi ha detto baracca da cantiere, giusto? Per le attività di cantiere, ma io chiedo di solito le attività di cantiere
prevedono che all'interno ci siano gli attrezzi e tutto ciò che viene usato per il cantiere. E di solito la baracca di cantiere che è all'interno dell'area di cantiere non può essere accessibile a terze persone se non quelle autorizzate, giusto? Prima domanda. Risponda a tutte le domande, con un'unica risposta. Grazie. Sì, Presidente, ma volevo fare una domanda alla volta, perché magari, siccome non ho neanche capito molto la lettura dell'assessore perché è stato interrotto da problemi del microfono, o evitare che poi devo ripetere, magari... Lo sa che il regolamento permette due interventi. Va bene, Presidente, ci atteniamo ai regolamenti, grazie. Quindi le chiedo specificità in merito alla baracca di cantiere e quindi il fatto che accedono determinate persone. E anche le chiedo, considerato che lei mi risponderà che, come ha letto nella sua interpellanza, di pubblicità a servizio della ditta, è un canone, è stato previsto di far pagare qualcosa oppure no? Questa è la seconda domanda. Poi, se mi può ripetere gentilmente, Assessore se mi ascolta perché poi siccome il Presidente mi richiama sempre, le chiedo se mi ripete la data che la società Marina Verde ha fatto richiesta per il decreto del fare, perché si è capito 2013 ma non si è capito bene il periodo esatto. Naturalmente su questa anticipo già le domande così a più case a fuoco, le chiedo anche se ci sono già dei progetti, se sono stati fatti dei bandi di gara, perché lei sa benissimo che queste cose sono previste, e anche i tempi di realizzazione, perché quando si parla di un'opera pubblica privata non è costruire una casa, ma bensì sono più cose, quindi non è una semplice opera che riguarda 2 o 3 mesi. Se intanto mi risponde a questi, Assessore, e poi mi riservo per ulteriore domanda, perché non ho ben capito, ma l'assessore non mi ascolta perché è impegnato in altro, siccome ha avuto problemi col microfono, intervengo dopo per la seconda parte. Grazie Presidente. Grazie per la sintesi. Prego, Assessore. Sì, grazie. Allora mi dispiace che lei non abbia il microfono abbia funzionato male. Io non ho parlato di baracca di cantiere, ma di un ufficio di cantiere. Per quanto riguarda i canoni, il tutto fa parte della convenzione, per cui è tutto convenzionato e quindi legittimo e regolare. La data che lei mi chiede è quella della nota del 6 novembre 2013, la quale, se non ho capito male, la società Marina Verde ha comunicato di avvalersi del comma 3 bis del decreto legge 79 del fare. Questa è l'altra cosa. Voi mi ha chiesto... Presidente, posso? Prego. Ma perché, vede, avevo ragione sul fatto di farlo, perché dopo molte volte si parla a raggio e giustamente le domande sono tante e capisco la difficoltà dell'assessore e anche la mia di capire le sue risposte. Le avevo chiesto poi se c'erano i bandi di gara, la realizzazione dell'opera e presentazione di progetti, se sono già state fatte, Assessore. Si riferisce alla realizzazione del capitolo interrato, perché seguiranno i tempi. Credo di sì. Seguiranno i tempi della convenzione in base a quella che è il decreto che ricorre per 3 anni. Scusi. Prego. Sì. Assessore, mi scusi, le sto chiedendo se ci sono già, io ho capito che c'è la convenzione regolare, c'è tutto, nessuno sta mettendo in dubbio la convenzione. Allora, se lei mi dice che in data 6 novembre ci sono, cioè 6 novembre mi ha detto settembre. 6 novembre c'è stata la richiesta del decreto del fare, sono 3 anni, significa che ormai un anno è volato, giusto Assessore? Ne rimangono 2. In 2 anni, se c'è la realizzazione dei parcheggi come lei ha detto, torno a dire, secondo lei può rispondermi oppure no? Sono in grado di svolgere il lavoro, sì o no? Perché se mancano 2 anni e lei mi dice che non c'è ancora un bando, un progetto, capisce che forse i 2 anni sono stretti i tempi, perché torno a dire,
non è un appartamento, un restauro, non è una villetta, ma sono parcheggi, ci vogliono opere, c'è il bando, poi sai che c'era il discorso, essendo pubblico-privato andava a bando a gara, doveva essere fatto da tipo e quant'altro. Secondo lei con questi tempi ci siamo e credo che nell'interpellanza è stato chiesto il cronoprogramma proprio per questo. Vi riservo ulteriormente, grazie. Secondo me, se dovessi dare una risposta tecnica, i tempi ci sono tranquillamente, 2 anni si fanno problemi quel tipo di lavori da. Quindi credo che non ci sia nessun problema sotto questo punto di vista. Però non so dire se in verità non lo so, poter dire di no, che non ci sono quegli atti che si sono fatti, ma sarebbe chiedere alla dirigente se questo esiste o non mi ha chiesto nell'interpellanza se c'è o se non c'è. Mi sta facendo delle domande, delle richieste, alle quali dovrebbe essere lei che sapere più che altro che tutte queste delibere sono state firmate da lei, non da me. Comunque, se vuole mettermi in difficoltà su particolari, non si riesce benissimo, non si trova, non sono preparatissimo in tutta la coda, la Sì, intervengo, guardi, capogruppo, intervengo in questa maniera qua. Abbiamo da regolamento un'ora per fare L'interpellanza, Presidente, deve essere il Presidente di tutti, l'interpellanza parla chiaro, io non firmo delibere, assessore, se lo ricordi, e neanche lei, perché adesso se gli assessori firmano delibere, comunque, torno a dire, sono domande inerenti all'interpellanza, nell'interpellanza si parla di un cronoprogramma, sto ponendo domande non per mettere in difficoltà assolutamente l'assessore che è preparatissimo, ma bensì per capire nessuna difficoltà. Se allora c'è la malizia da parte dell'assessore, ben venga, ma sto facendo domande politiche, non altro. Io torno a ribadire, abbiamo un'ora di tempo per le interpellanze, per le discussioni e tutto quanto. È già trascorsa l'ora. Non invia il prossimo consiglio, Presidente, cosa vuole che A questo punto sono costretto a rinviare la discussione al prossimo consiglio e andiamo avanti con l'ordine del giorno. Ma mi scusi però, allora, l'argomento va trattato nel prossimo consiglio, giusto come prima interpellanza, visto e considerato che interrompe l'ora questa sera, quindi deve fare questa dichiarazione che lei, essendo Presidente giustamente di tutti, il punto verrà rinviato al prossimo consiglio come primo punto, grazie. Il prossimo punto, prego con l'assessore. Mi scusi il capogruppo, visto che insiste, lei qui fa la richiesta. Allora il tempo è cessato, Sì, il Presidente. ok. Verità. Passiamo appunto al prossimo ordine del giorno, al prossimo consiglio comunale e sarà messo alla prima risposta dell'interpellanza, va bene? Grazie Presidente. Grazie. Passiamo ora al terzo punto. Prego capogruppo Zalone. Il Presidente di questo Consiglio Comunale ha sottolineato il fatto che è sempre molto antipatico, pur nella foga delle nostre discussioni di domande e risposte alle interpellanze, nella foga, diciamo, nella polemica politica, è sempre molto antipatico citare e fare il nome di persone. Vorrei che fosse, credo che tutti siamo incorsi, siamo scivolati in errori di questo tipo, però credo che sia doveroso da parte sua stigmatizzare il fatto che vengono citate le persone e non i fatti commentati in questo Consiglio e sia un impegno di tutti noi in seguito di non citare almeno nomi di persone, di società o di enti che possono essere interessati in discussione globale degli errori. Grazie. Grazie capogruppo, prendo atto anch'io delle sue osservazioni e spero che anche tutti gli altri facciano la stessa mia cosa. Grazie. Ok. Infatti volevo dire, prendiamo atto anche noi, ma invitiamo lo stesso capogruppo Zanone a non fare nomi e cognomi magari in giro, grazie. Passiamo al terzo punto del giorno, approvazione di verbali della seduta del 29 luglio. Mettiamo i voti. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Grazie. Passiamo
Passiamo ora al quarto ordine del giorno. Costituzione di servitù per condotta privata, acqua potabile presso al Consiglio Comunale. Risponde l'assessore Zusso. Grazie Presidente. Penso che il signor Carraro Mauro, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Carraro Mauro SRL, 20 sede legali in Cauli, Viale Padova 19, codice fiscale partita IVA 039738100272, titolare dell'insegna dell'attività insegna Acquarin, giuste concessioni demaniali 5199 e 02/2014. Il signor Vidali Lugero, nella sua qualità di rappresentante legale dell'azienda a carattere stagionale sia in Cauli, Lungomare Venezia, insegna Chiosco La Vera, codice fiscale PDL RDR 56P19 C614S, giusta concessione demaniale 52/99. Hanno presentato istanza al fine di ottenere la concessione per l'occupazione di sottosuolo pubblico per il mantenimento della propria condotta idrica esistente presso il campeggio comunale Santa Margherita, foglio 41, alle 1076. Il Comune di Cauli è proprietario dell'area sopra individuata sulla quale insistono tali condotte. Trattasi di un'area librata al patrimonio disponibile del Comune di Cauli, scheda numero 43. È necessario costituire servitù di acquedotto a favore di ognuno dei richiedenti, ciascuno per la propria condotta. Considerato che non vi sono altre possibilità perché le due attività intervenite siano dotate di acqua potabile, se non quella di attraversare una condotta del campeggio comunale, in quanto la rete dell'acquedotto non arriva in prossimità delle stesse. Ritenuto quindi di costituire la servitù di condotta per acqua potabile a favore di entrambi i soggetti, fino a che vengano meno le condizioni per cui è stato necessario costituire la presente servitù così come meglio individuata nelle allegate planimetrie. Credo che per l'istituzione di tale servitù ogni soggetto corrisponderà al Comune di Cauli quale indennità di servitù l'importo annuo di 5 euro al metro lineare di sviluppo della condotta entro il 31 dicembre di ogni anno, dato atto che i soggetti, uno per la sua parte, si assumono l'ordine relativo alla spesa di stipula notarile, ritenuto di autorizzare il dirigente del settore servizi tecnici, conferendogli allo scopo tutti i relativi poteri per conto, norme di interesse del Comune di Cauli, a sottoscrivere gli atti inerenti conseguenti al presente atto, con facoltà di sottoscrivere eventuali clausole specificative che l'ufficio erogante ha connesso in sede di stipula. Visto il 2 l'approvato con il decreto legislativo 267 del 2000, visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi per effetti dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000, visto il parere favorevole del segretario generale ai sensi dell'articolo 47 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, voti si chiede a questo del Consiglio Comunale di deliberare il proprio serve. 1. Concedere ai signori Carraro Mauro, Vidali Lugero, in premessa meglio generalizzati, la servitù di condotta per l'alimentazione idrica delle attività presenti sull'arenile di Ponente di Caule, insistenti sull'area del campeggio comunale Santa Margherita, foglio 41, mappale 1076, come meglio individuate nelle allegate planimetrie. 2. Di stabilire che per la servitù di cui sopra le ditte corrisponderanno un indennizzo annuo da pagarsi entro il 31 dicembre di ogni anno di 5 euro per metro lineare di sviluppo della condotta. Di stabilire che la presente servitù avrà durata fino a che non verranno meno le condizioni per le quali viene costituita e che il termine breve durata le condotte saranno definitivamente rimosse. 4. Di autorizzare sin d'ora il dirigente del settore servizi tecnici ai sensi dell'articolo 107,3 del decreto legislativo 267/2000, conferendogli allo scopo tutti i relativi poteri per conto, nomi di interesse del Comune di Cauli, sottoscrivere gli atti di servitù inerenti e conseguenti al presente atto, con facoltà di sottoscrivere eventuali clausole specificative l'ufficio erogante a connesse in sede di stipule, sollevando sin d'ora il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Di dare atto che tutte le spese inerenti conseguenti alla costituzione delle servitù di che trattasi, comprese quelle di competenza dell'ufficio erogante, quelle per la trascrizione delle conservatorie dei registri immobiliari, saranno interamente poste a carico del signore Carraro Mauro e di Dario Lugero. Grazie Assessore, ci sono interventi, prego consigliere Donò. Mi potrebbe controllare la delibera, cioè quarto, dopo le premesse, dopo il terzo capoverso, che sarebbe il quarto, a me risultava dai documenti della Commissione che dopo atteso che l'istituzione di tale servitù poi seguisse dato atto dell'ordine della quantificazione di cui sopra. Questo risulta nella delibera attuale o è stata annullata?
probabilmente il capoverso, perché i 5 metri lineari sono nel capoverso sopra. Sì, salvato in ordine alla quantificazione di cui sopra. Parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 147 di una parte. Mi faccio spiegare dal segretario, prego segretario. Questa è una formula di stile che viene inserita per sostituire, per evitare una perizia di stima. Praticamente la quantificazione di cui sopra è quella che attiene alla 5 euro, alla determinazione di 5 euro per metro lineare. Non parlo di quello, giusto? No. Siccome non avevo sentito questo capoverso in lettura, volevo sapere se c'era o se non c'era. Ah, tutto qua. Ma c'è. Come avete saltato? Magari tante curiosità. Grazie consiglieri, ci sono altri interventi, prego il capogruppo Bonini. Grazie Presidente. Io invece non ho capito, non c'è la perizia di stile e quindi si usa la formula di stile? Posso parlare? Prego. Sì, lei come ben sapete, le deliberazioni di consiglio di giunta sono corredate dai requisiti dei responsabili dei servizi. Il parere tecnico in questo caso, una notificazione monetaria, assorbe la perizia di stima. Assorbe un danno nuovo di perizia di stima. Il parere tecnico in uno con la proposta di delibera. Altri interventi? Passiamo ora. Votiamo la delibera. Allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo ora al prossimo ordine del giorno. Acquisizioni in proprietà a titolo non oneroso, bene immobile dello Stato censito al 25. Relazione ancora all'assessore Zusso. Grazie Presidente. Assessore al demanio e patrimonio in relazione a quanto segue. Decreto legge 21 giugno 2013 numero 69, convertito con modificazioni legge 9 agosto 2013 numero 98, l'articolo 56 bis, semplificazione delle procedure in materia di trasferimento di immobili agli enti territoriali, prevede al comma 1 i trasferimenti in proprietà a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di beni immobili di cui l'articolo 5, comma 1, lettera E e comma 4 del decreto legislativo 24 maggio 2010 numero 85, siti nel rispettivo territorio. A decorrere dal 1 settembre 2013 i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendevano acquisire le proprietà di beni demaniali dovevano presentare all'Agenzia del Demanio competente del territorio, entro il termine territorio del 30 novembre 2013, richieste di attribuzione sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente. Con precedente deliberazione del Consiglio Comunale numero 51 del 29 luglio 2014, è stabilito di acquisire in proprietà a titolo non oneroso, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge 69/2013, i seguenti beni statali, di quali è già stato ottenuto dall'Agenzia del Demanio il parere favorevole di trasferimento. Leggo la denominazione ex ante Rio Interno, noto come canale dell'orologio, posizione canale dell'orologio, indirizzo fondamenta pescheria. Denominazione ex argine adesso del fiume di Venza Morta, ora tombato San Giorgio di Venza, indirizzo strada Caumotto. Ex arginello della salute di Caule, indirizzo strada Caumotto. Terreno seminativo rurale, comune di Caule, fragile canale Lerne e canale Argine, canale Marano, via circonvallazione Ronco. Caule, ex canale delle navi, indirizzo Caule. Prevede ancora da acquisire in proprietà al comune, ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge 79/2013, per il quale è stata presentata richiesta e tenuto il parere favorevole al trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio, rimane il seguente immobile. Immobile ubicato in Caule, fabbricato in terreno annesso in strada nuova, civico numero 2, identificato cadastralmente al foglio 42, mappale 31, sud 1 e 2. Il succitato bene, trasferito con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entra a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali ed è facoltà dell'ente acquirente procedere all'eliminazione dello stesso. Qualora il bene sia invece utilizzato da soggetti terzi a titolo oneroso, il relativo corrispettivo sarà recuperato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
ai sensi del comma 7 dell'articolo 56 bis citato. Il trasferimento al luogo nello stato di fatto di diritto in cui il bene si trova, con contestuale emissione da parte di ciascun ente territoriale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento dello stesso, processo giuridico e con subentro dell'ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito. Il Consiglio Comunale, vista e fatta propria la relazione in premessa, visto il bene per il quale è possibile procedere all'acquisizione in proprietà a questo comune, applicato il terreno annesso in strada nuova Civico 2, registrato catastralmente a foglio 42, manuale 31 su 1 e 2, ritenuto per le considerazioni sopra esposte di procedere ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto legge 69/2013 l'acquisizione in proprietà, titolo non oneroso del succitato bene, riscontrato che secondo la procedura definitiva dell'Agenzia del Demanio è necessario confermare con delibera consiliare la richiesta di trasferimento del bene che ha ottenuto il parere positivo al trasferimento, considerando che tale momento può rappresentare un'occasione importante per questo ente per poter acquisire un bene immobile che può costituire un arricchimento del proprio patrimonio immobiliare e di un potenziale di investimento per l'utilità della comunità locale proprio in forza del principio di sussidiarietà, ispiratore della norma del cosiddetto federalismo demaniale. Dato atto che, conformemente a quanto disposto dal citato decreto legge 69/2013, una volta perfezionato l'iter di acquisizione, il bene sopra descritto sarà oggetto di procedura di evidenza pubblica finalizzata alla sua alienazione, seduta dall'attestazione della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia del Territorio competente, richiamato l'articolo 56 bis del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 numero 98. Visto il 2 approvato con decreto legge 267/2000, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione, visto altresì il parere espresso dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si chiede tutto ciò premesso a questo Consiglio Comunale di deliberare in merito. Ci sono interventi? Sui voti da delibera? Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Bene, sui voti di immediata eseguibilità, voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo ora al sesto ordine del giorno, ratifica delibera di giunta numero 187 ad oggetto variazione numero 3 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2014-2016. La relazione dell'assessore Minoia. Prego, assessore. Buonasera. Sì. Buonasera a tutti. Allora, premesso che il decreto legislativo numero 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, il decreto legge numero 102/2013 ha allungato di un anno il periodo di sperimentazione, spostando l'argomento obbligatorio 2015 e dando la possibilità di presentare domanda di partecipazione verso l'anno di sperimentazione con decorrenza 1 gennaio 2014. E premesso che con delibera di giunta comunale il Comune di Caldo ha espresso la volontà di entrare in sperimentazione dal 1 gennaio 2014, vista la deliberazione della giunta comunale del numero 107 del 28 agosto 2014 avente ad oggetto variazione numero 3 via d'urgenza bilancio di previsione 2014-2016, preso atto che la citata deliberazione è stata assunta in via d'urgenza e conseguentemente non sottopone la ratifica da parte del Consiglio Comunale di 60 giorni successivi, ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza posti a fondamento del suddetto provvedimento, visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare, visti i pareri di regolarità tecniche contabili espressi ai sensi del regolamento dei controlli interni, visto altresì il parere espresso dal segretario comunale, si propone al Consiglio Comunale di derogare la ratifica ad ogni effetto di legge della delibera di giunta comunale numero 187
del 28 agosto 2014, avente ad oggetto variazione numero 3 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2014-2016 allegato in copia al presente atto. Ci sono interventi? Prego, capo Borghese. Grazie Presidente. Gentilmente le chiedo, valutando questa ratifica di un atto dovuto tecnico, chiedevo se per caso, siccome avevo letto la delibera di giunta proprio relativa a questa, alla numero 187, se poteva darmi solo un'informazione sul dato di una scelta che è stata fatta in giunta. Mi dica pure. Sì, vedevo che avete deciso appunto di stanziare 300.000 euro che è l'avanzo di amministrazione per delle opere, dei lavori di viabilità, c'era scritto sulla delibera di giunta. Un attimo, perché no. No, sulla ratifica do sui dati dell'ingegner Lazzarin 300.000 euro. Sì, scusi l'assessore, no, il microfono acceso perché forse sì. Allora le chiedo sulla delibera di giunta, la numero, se spegne il suo, sulla delibera di giunta, la 187 che lei citava, ho letto dei 300.000 euro dell'avanzo di amministrazione. I 300.000 euro saranno destinati a progetti, a opere di viabilità, sistemazione. Sì. Allora, quindi mi conferma che 300.000 euro dell'avanzo di amministrazione vengono utilizzati per questa cosa, mentre il rimanente avanzo di amministrazione segue la politica sempre per l'estinzione anticipata dei mutui. Una parte anche per quello. Perfetto, ringrazio l'assessore Minoia per la risposta. Chiedo al Presidente se posso rivolgere, visto sempre sui 300.000 euro che la delibera è di giunta, chiedere in riferimento a questo stanziamento all'assessore di competenza. Va bene, non ci sono problemi. Sì, l'assessore Commisso penso sia lei deputato al fatto della scelta dei 300.000 euro. Le chiedo, ma credo sia stata magari anche un'informazione magari sbagliata, come lei prima commentava, anzi commentava l'assessore Giusso sui giornali, sembrerebbe che da quello che si legge lei avesse dichiarato che finanziava 500.000 euro per questi lavori di straordinaria manutenzione con 300.000 di avanzo di amministrazione e il rimanente 149 con gli oneri. Tengo a precisare che credo sia stata una disinformazione del giornalista, non da parte sua, perché sa benissimo che la differenza semmai è stanziata con risparmi oppure storni dei capitoli, ma non con gli oneri di urbanizzazione sicuramente. Questo ecco, chiedo conferma perché ho letto e credo sia stato. Prego, assessore. Sì, grazie. Confermo che è stato un errore, un refuso causato più che altro dalla notizia uscita sul comunicato stampa del comune, quindi non è un errore giornalista al quale che a me non ha chiesto la cifra, ma mi ha chiesto invece nello specifico quali lavori dobbiamo fare e in maniera sintetica e riassuntiva gli ammessi dell'articolo comparso oggi sul giornale. È un'intervista fatta circa una decina di giorni fa e poi insomma, non mi sono pensato di rettificare, di far rettificare il comunicato stampa che porta 470.000 euro, ma sono 310.000 euro circa. Prego, consigliere no. Sì, visto che ha la parola l'assessore, ci sono questi 169.722 euro che sono storni di fondi all'interno del budget dell'ennesimo settore, quindi un budget che riguarda i lavori pubblici. Storni si intende lavori che non si fanno più, cambi di indirizzo,
o risparmi o quindi cose che sono state lasciate perdere per intervenire in modo urgente in altre situazioni o sono risparmi reali, quindi lavori eseguiti che hanno dato dei risparmi, quindi degli soldi, o l'assessore ha ritenuto di tagliare alcuni interventi per destinarli 169.725 a interventi di manutenzione su altri siti, i quali sommariamente, se sono lavori di ordinaria amministrazione, se sono lavori sostanziali su aree che necessitavano interventi dati da programma. Sì, le risposte del sindaco. Allora, il testo corretto viene ritrovato nella delibera di giunta comunale approvato in quella lezione di urgenza, quindi quello che scrive il giornalista di turno lasciamo perdere, non vogliamoci troppo sulle dichiarazioni dei giornalisti. La delibera di giunta dice chiaramente che di quella somma 300.000 sono finanziati tramite avanzo e per il residuo si procede tramite storno di fondi all'interno del medesimo base. Sono maggiori entrate in parte e minori spese per altro, ma non sono cambiamenti di programma di indirizzo politico su cose locali. Grazie Sindaco, prego Capogruppo Tesio. Sì, per sottolineare il fatto che concordo tutto con quello che ha detto, infatti mi sono permessa di dirlo, di suggerirlo anche all'assessore Commisso, che appunto sembrava una notizia un po' dettata così. E più che altro, però vorrei entrare in merito un attimo a questa questione dell'assessore Commisso. Lei ha già in mente, ha già provveduto, ha fatto degli affidamenti con l'ufficio, naturalmente non lei perché si fanno gli uffici, e quali tipo di vie va a intervenire? Quindi in una manutenzione ordinaria oppure entra nello specifico straordinario, per capire un attimo quale criterio è stato adottato. Prego, Assessore Commisso. Allora, è stato adottato il criterio della sicurezza perché ultimamente sono arrivate diverse segnalazioni di richieste di danni alle persone per sconnessioni di manutenzione delle strade. Noi abbiamo fatto 3 gare, sono state fatte martedì scorso l'altro ieri, 3 gare di affidamento di 3 diversi appalti per un totale di 240.000 euro con IVA, che hanno riguardato una parte attinente al centro storico, una parte del capovolto e una parte alle frazioni. Abbiamo individuato quello che riteniamo essere le situazioni più gravi e così sulle quali intervenire. Abbiamo fatto ovviamente alle imprese che hanno partecipato, hanno fatto la presa visione e quindi credo che gran parte di quello che abbiamo chiesto di fare sarà fatto, forse anche qualcosa di più, visto che i passi non sono stati così evidenti come ci aspettavamo. Prego, Capogruppo Tesio. Sì, grazie all'assessore per la risposta. Magari siccome leggevo, però torno a dire, non so se la notizia a questo punto è vera o no, però sono stati fatti i viali Lepanto, citavano il centro storico, via della Resistenza in San Giorgio. Mi conferma questo? Sì, quindi sono lavori di ordinaria alla fine amministrazione, nel senso perché credo lei vada a intervenire in rattoppi, non in rifacimento completo della strada, perché questo avrebbe un costo sicuramente più ingente. Sono diverse tipologie, non si tratta solo di rattoppi, quali saranno fatti laddove c'è la presenza di pini soprattutto, e quindi purtroppo la loro natura è tale che non riesce a rimanere impigliata sotto l'asfalto, però ci sono anche interventi che posso anticipare che abbiamo pensato di completare la pavimentazione quelle 2 vie del centro storico, 2 calli del centro storico ancora non è cementate, calli Camminone e calli del Meraviglia. Questo non è un di ordinaria manutenzione, ma
E quello che di straordinario c'è è soprattutto il monte dell'intervento, non tanto nello specifico. Alcune cose rientrano nell'ordinaria amministrazione, altre nel completamento di cose magari che sono rimaste indietro. Ci sono altri interventi? Quindi, consigliere, l'arredo urbano che cita la delibera si riferisce all'arredo urbano della sistemazione di queste case in centro storico che devono essere sistemate e riadeguate come è tutto l'altro contesto urbanistico del centro storico. Ci sono altri interventi? Diamo i voti? Prego. Sì, chiedo solo una cosa, ma chiedo, questa volta chiamo in causa il capogruppo Zanon. Evidentemente non è stato così incisivo nelle scelte dettate dall'assessore commisso o dalla giunta, perché credo che questo sia una volontà politica. Chiedevo, capogruppo Zanon, visto che lei aveva fatto un'interpellanza lavori su strade, l'interpellanza relativa all'assessore di Noia c'è stato anche l'intervento del commisso. Adesso lei è interrotto con il capogruppo dietro, insomma, col capogruppo non è in Scusi Presidente, no, io apprezzo il fatto che lei è attento a quello che giustamente, ma io non ho fatto nessuna interpellanza all'assessore di Noia, primo. Secondo, sto comunque chiedendo, perché sono soldi pubblici ed è giusto sapere, mi sono confrontata con l'assessore commisso che mi ha dato le risposte e non mi sembra di essere andata in nessun modo oltre. Sto chiedendo, siccome questo è un intervento che viene fatto nella data che, come mi conferma l'assessore commisso, inizieranno i lavori a ottobre, chiedo, e che credo sia dovuta la risposta del capogruppo Zanon, che sollecitava che in riferimento a quello che ha detto l'assessore commisso sulla sicurezza, della sicurezza di via Luisi. Siccome a me l'ha posta l'interpellanza quella volta, pensavo, considerato che il capogruppo Zanon è di maggioranza, fosse stato attento a questa cosa che era così sentita l'anno scorso. Evidentemente quest'anno non la sente così importante da poter magari conferire o comunque confrontarsi con l'assessore commisso per poter destinare dei soldi anche in via Luisi. Tutto qua. Allora, prego assessore. Solo per informare che via Luisi sarà oggetto prossimamente di un intervento di qualificazione di quale sarà costruita una pista ciclabile. La costruzione, il comune di Concordia ha già completato, la sta completando in questi giorni, sta arrivando il comune di Caule prossimamente e mi pare che sia una Venezia Plagal, credo che sia. Questa pista ciclabile arriverà fino a Falconera attraverso via Luisi, cioè quindi sulla sottobanda marginale che porta fino a casa Falconera, no? Dove dovrebbe essere eseguito anche un traghetto con il quale passare la Porta del Porta. Quindi gli interventi, e mi scuso e approfitto anche per dire una cosa che non ho dimenticato, la stessa San Giorgio non è tanto coinvolta nei lavori di manutenzione ordinaria, perché prossimamente cominceranno i lavori nelle nuove combinature che andranno a interessare tutte le vie cittadine sostanzialmente, per cui non abbiamo pensato di intervenire laddove ci sarebbe la necessità, visto che a opera conclusa saranno comunque riasfaltate a spese dell'ASI. Grazie.